Lo stabilimento Acquavera in via Valsugana a San Giorgio in Bosco è pronto a raddoppiare con un ampliamento di altri 17.000 metri quadrati. È questo il progetto che tanto sta facendo discutere in paese, dividendo cittadini favorevoli e contrari. Tensioni tra sindaco e opposizione, ma anche con il parroco della parrocchia di Sant'Anna Morosina che, seppur indirettamente, si è espresso contro l'iniziativa in una sua recente omelia. Il sindaco scrive al vescovo per zittire il parroco e inoltre manda anche lettere a noi consiglieri per intimidire, ma qui la realtà non è chi parla, ma quello che il sindaco non vuole vedere. 5.000 cittadini si sono già espressi con le loro firme per dire basta. E il nostro territorio in questi anni ha già dato tanto, troppo, ed è ora di dire basta alla svendita del suolo e dell'acqua per il profitto. Non solo una raccolta firme, il 4 febbraio è in programma anche un evento in sala consiliare per ribadire il loro no al progetto. Ma il sindaco ci tiene a precisare. Ai consiglieri di opposizione, dopo aver visto nella cassetta della mia posta, come in quella di tutti i cittadini di San Giorgio in Bosco, un volantino di cui si fa anche dileggio del sottoscritto e del gruppo di maggioranza, ho chiesto solo se riconoscono la paternità di quanto è stato scritto nel volantino. Quanto al confronto con Don Giuseppe Tonin, risponde così. Io non sto zittendo assolutamente il do, anzi ho chiesto soltanto che in chiesa si parla della parola del Signore, in consiglio pastorale si parlerà dell'ampliamento, dello stabilimento del gruppo San Pellegrino.